cominciare l'osservatorio, quindi c'è una partecipazione delle realtà cittadine notevole. Io ringrazio i promotori di questo progetto perché si sono spesi in maniera assolutamente disinteressata proprio per amore alla città. Ho visto nascere il progetto, quindi sono buon testimone della passione che ci hanno messo i promotori e del tempo e denaro che hanno speso, quindi so quanto questo progetto sia così nato, elaborato nel tempo e con uno sguardo per la città, un amore per la città, per i nostri giovani, perché Verona possa diventare anche per noi poi i giovani non sono costretti a scappare all'estero come tanti dei nostri figli purtroppo sono stati costretti a fare. Ecco, allora inizio dando la parola al presidente di Assint, il dottor Mauro Galbusera, e poi a seguire gli ospiti al tavolo. Grazie. Io inizio dicendo che sono molto contento che l'avvocato Russo sia qui con noi, perché l'avvocato Russo è stato sempre il nostro sostenitore e addirittura il nostro padre, a cui siamo ricorsi innumerevoli volte quando avevamo bisogno di aiuto. Quindi è la persona che meglio poteva rappresentare, doveva esserci purtroppo la società oggi è ammalata. Ho avuto un'influenza imprevista, quindi si scusa molto e quindi mi ha incaricato di rappresentarla, ma è stato un incidente veramente di percorso. Ieri l'ho sentita, aveva una voce che faceva presagire con un'influenza, stai male, no, sono giù di voce, oggi sei malato. Bene. Io molto brevemente darò un quadro per focalizzare un po' tutta la nostra questione. Assint è l'associazione degli imprenditori professionisti che nasce nel 1994 a Verona e ha come scopo di mettere a disposizione della società civile i valori e le competenze dei suoi soci, in maniera non categoriale, ma per fare dei progetti di miglioramento per la città. Questa è Assint. Perché Assint nasce Tu Verona? Nasce Tu Verona perché Assint percepisce chiaramente l'anomalia, l'incongruenza di questa città, che ha eccezionali potenzialità ed eccellenze, scusate la ripetizione, però non riesce a metterle a fattor comune. Tant'è che nella prima indagine che noi facciamo sul percepito del forum nel mondo, fatta in 4 stati, fra cui Cina e Russia, eccetera, Verona ha tutte qualità positive, però sono un po', come dice Nicoletta Iacobacci, delle perle che non sono infilate nella stessa collana. Noi vogliamo innanzitutto che i veronesi abbiano consapevolezza della propria identità, di questa realtà unica per una città di queste dimensioni, e che possano trasmetterla all'esterno. Faccio una piccola chiosa, devo dire che oggi è una buona giornata per Verona perché abbiamo visto l'accordo tra Banco Popolare e Cattolica, e questo è un modo di mettere a fattor comune le due più grandi realtà finanziarie che noi abbiamo, e per il futuro della città e anche per l'innovazione che questa comporterà, augurandomi che l'innovazione possa nascere ed essere coltivata a Verona. Questa è una eccellente premessa, e queste due realtà sono tra i più grandi sponsor. Ecco, quindi noi abbiamo cercato di far sorgere questa consapevolezza attraverso un percorso identitario, che desse appunto, che potesse caratterizzare bene Verona verso l'esterno, ma anche verso l'esterno di ci guarda, facendolo come in modo innovativo, cioè, e per quello che noi ci siamo ricorsi alle competenze di Nicoletta Iacobacci, che è una innovatrice di altissimo profilo a livello mondiale, che ci porterà e ci aiuterà a declinare l'identità della nostra città nei 5 sensi più, ma facendolo come? Attraverso le tecnologie più innovative della realtà virtuale e così via. Il primo senso che verrà declinato sarà il senso del tatto, che verrà declinato in 5 tavoli, a cui partecipano con grande orgoglio di Assint e di Verona alcune fra le più importanti realtà veronesi. Cioè, abbiamo dentro tutti, dalla Fiera al Comune, alla Cattolica, all'Agec, alla Corcommercio, alla Confindustria, e tutti quanti, io non so cosa verrà fuori, lo sa Nicoletta, faranno uscire delle idee sulle varie tematiche che sono
aziende, sport, intrattenimento, turismo ed educazione. C'è qui Antonello Vedovato che gestirà questo tavolo insieme ai senatori Colletta, e quindi noi cerchiamo attraverso questa identità di Verona di promuovere l'innovazione. Questo è anche il motivo per cui abbiamo fatto l'accordo con 311, che 311, qui Antonello Vedovato e il suo promotore come presidente della fondazione EduLife, è il luogo dell'innovazione a Verona, e sempre di più lo sta diventando. Quindi noi abbiamo trovato un posto lì, ci siamo albergati lì, il nostro Living Lab è lì. Dimenticavo, e dopo chiudo, di dirvi che noi, grazie anche agli auspici della Nicoletta, siamo entrati a far parte di ENOL, che è l'European Network of Living Lab, che è il più avanzato laboratorio di innovazione che c'è in Europa, e ha preso il nostro progetto il suo seno perché è stato ritenuto un progetto particolarmente innovativo, in quanto promuove un intero territorio. E non vi posso solo dire che in Italia attualmente in ENOL c'è la normale di Pisa con le biotecnologie e gli stiamo usando di Torino come progetto, ed è una fantastica. Quindi taccio questo, mi pare l'ho detto lo dirà entusiasta. Naturalmente la cosa che noi cerchiamo di fare insieme a 311 è dare delle opportunità sviluppando l'innovazione affinché i giovani, c'era proprio un articolo oggi sul giornale dove diciamo delle cifre impressionanti di giovani che stavano lasciando Verona, tra i 25 e i 30 anni. Noi stiamo cercando di trattenerli, perché lo scopo principale che ha, dopo magari se Antonella vuol dire due parole, che ha uno che ha EduLife, è proprio di fare in modo che i giovani riescano a avere le opportunità di lavoro qui e a dare qui quello che invece andiamo a regalare in giro per il mondo. Perfettamente, molto bene, grazie dottor Ruggero, condivido anche questa riflessione. Prego la parola alla dottoressa Elisabetta De Strover, l'altra colonna portante del progetto Tu di Verona e della società Terzo Millennium, e anche le grandi appassionate di questo progetto e grandi sostenitrice. Grazie. Certo, siamo al terzo forum, per noi è stato un percorso importante, sia perché abbiamo incontrato delle realtà nelle quali cercare di concretizzare quelle che sono le idee di innovazione, ma direi che lo scopo principale di questo forum è quello di introdurre nella mentalità della città l'idea che bisogna cambiare. Io credo che su tutti i giornali, tutti i giorni ormai sentiamo parlare di cambiamento, di cambiamento, di cambiamento. Sappiamo cosa è accaduto all'inizio del Novecento, quando tutto è cambiato in vista della seconda industrializzazione. Molte persone hanno preso paura. Ecco, non dobbiamo perdere occasioni, come è già successo nella città di Verona, ma dobbiamo mettere a fattor comune quello che siamo e quello che possiamo diventare per trasformare la città e per un futuro che dobbiamo progettare e non subire. È proprio attraverso ENOL e il progetto che abbiamo presentato in Europa che vogliamo far diventare Verona il laboratorio per il territorio e la città, il laboratorio di nuove tecnologie, di nuovo modo di affrontare il futuro. Non in modo così, come si può dire, molto sportivo, dando apertura a tutte le tipologie di innovazione, ma anche con un'impostazione etica, di cui vi parlerà poi anche Nicoletta Iacobacci, perché è un'esperta proprio di etica nelle nuove tecnologie. Quindi vogliamo crescere con armonia, dare spazio perché le persone possano rimanere in città e costruire un nuovo futuro, far sì che Verona non sia semplicemente così attraversata da orde di persone, ma che ci sia gente che sceglie la città perché qui si sta bene e qui si vive in maniera corretta, aprendo anche altre zone della città, perché purtroppo in questo momento ci sono dei percorsi molto precisi, si va dal gasometro alla Casa di Giulietta, all'Arena di Verona. Tante sono le cose da scoprire sia nella città che nel territorio che ci sta attorno. Quindi è auspicabile che finalmente Verona scelga di cambiare in armonia, scelga di cambiare anche mettendo le radici e conoscendo bene quella che è la memoria della città. Ci siamo accorti in un certo senso, non so se dico una cretinata, ma
A Verona non c'è un museo della città che racconta la storia della città. Un museo che racconti la storia della città di Verona attraverso le nuove tecnologie è probabilmente molto auspicabile. Da qui può partire una cittadella dell'innovazione che attraverso i contatti europei potrebbe far diventare Verona il laboratorio di tutta Europa. Questo è quello Ecco, a che questo proposito dimenticavamo di dire che noi regaleremo tramite il nostro socio a Verona una realizzazione della realtà aumentata dell'Arena di Verona, che potrà essere caricata su delle app che poi con decine di migliaia di euro, ma che verrà regalato alla città. Grazie a UI Arena e a Francesco Monastero. UI Arena, tenete conto che è una società che sviluppa le tecnologie innovative e che è partecipata anche dalla Juventus e sta facendo delle cose al Juventus Stadium e le farà anche con Ikea eccetera, quindi è una realtà avanzatissima che investirà circa 40.000 euro su Verona regalando queste applicazioni. Grazie. Questa è una cosa molto importante. Grazie, molto molto bene. Posso aggiungere una cosa velocissima? Quello di cui ha parlato il dottor Gabusera adesso è molto importante. Allora, molti sono i gruppi che parlano di innovazione adesso. C'è appena stato TED, domenica ci sarà il gruppo degli ingegneri di Verona che farà un'altra Open Day dedicato all'innovazione. La particolarità di Tubi Verona è di essere molto concreti sulla città, non solo impollinare raccontando tutto quello che succede come abbiamo fatto il primo forum, perché era il primo ed era il momento in cui abbiamo narrato le cose più strabilianti che possono succedere nel mondo e che arriveranno comunque qua a cambiarci la vita, ma vogliamo dare di anno in anno qualcosa che metta le radici e che possa veramente cambiare la città in senso concreto, affrontando di volta in volta un progetto preciso. Sottolineo che avremo degli speech molto interessanti Allora, Bene, buonasera, anzi chiedo buongiorno. ai due persone presenti, Nicoletta Iacobascio e il dottor poi Antonello Vedovato, di fare delle anticipazioni così però Certo, non certo. un'esplicazione No. dare qualche spunto anche Assolutamente. per solleticare la curiosità. È una giornalista. Per cui... Allora, io intanto sono italiana ma non sono di Verona e ho vissuto 18 anni in America e adesso vivo a Ginevra, perciò sono italiana ma sono estera. Quindi il mio ruolo qui è di portare l'internazionale, di portare veramente quello che c'è fuori. E sono qui anche perché sono ambassador della Singularity University, non so se la conoscete, l'avrete sentita nominare, sono ambassador della Singularity University in Svizzera, che è un'entità che è appunto negli Stati Uniti, nella Silicon Valley, nel NASA Park, nel parco della NASA. È chiamata università, ma non è università nel vero senso della parola, perché per essere università devi avere un curriculum di almeno un anno. La Singularity University invece si occupa di tecnologie emergenti, tecnologie cosiddette esponenziali, e quindi devono cambiare il curriculum ogni 3 mesi. Che vuol dire esponenziale? Esponenziale è una formula matematica che raddoppia sempre. Se noi facciamo 30 passi da qui a lì sono 30 passi, se li facciamo in maniera esponenziale, che significa 2, 4, 8, 16, 32, 64, eccetera, possiamo circolare la Terra per più di una volta. Questo vuol dire esponenziale, applicato alla tecnologia fa paura. Quindi quello che porteremo al Tubi Verona sono altri speaker della Singularity University, perché ho scoperto che siamo tutti della Singularity University. E quindi veramente porteremo qualcosa di molto particolare. Ci sarà posso fare i nomi e posso già dire? Benissimo, ci sarà allora Federico Pistono, che è un ragazzo abbastanza giovane, però ha scritto già un libro che è stato un New York Times bestseller, e ha scritto un libro parecchi anni fa, ormai saranno 5-6 anni fa, i robot ci ruberanno il lavoro, ma va bene, it's ok. E adesso si occupa di cryptocurrency, perciò del blockchain, di tutto quello che è finanza nuova. Ci sarà poi una testimonianza non verrà ma sarà collegato via videoconferenza, uno dei 30 under 30 di Forbes, ha fatto la startup e è diventato veramente molto importante perché ha fatto delle iniziative molto particolari, però lui ha lavorato per 2 anni nel laboratorio di Google chiamato Google X, che è un laboratorio dove non può entrare nessuno, e poi anche lui è un TED organizer. Dimentichi che è laureato a Verona.
Federico Pestone, mi sono dimenticata, è laureato a Verona e ha iniziato a lavorare a Verona oltretutto. Esatto. E poi abbiamo Antonio Gambardella, che è un venture capitalist italiano che però poi è venuto a Ginevra e si occupa dell'acceleratore incubatore istituzionale di Ginevra che si chiama Fongi e che ha già accelerato e incubato moltissime start-up che adesso invece sono diventate società belle corpose, è riuscito anche a venderle molto, eccetera. Quindi Antonio ci spiegherà come fa la Svizzera dall'eccellenza a arrivare all'innovazione, cioè anche questo è un bel percorso. Il mio ruolo è quello di aprire, di dare un po' di informazioni sulle 4 rivoluzioni industriali, quelle che ha praticamente pubblicato il World Economic Forum, e di mettere lì, qui e là qualche granino di internazionalità e di disruption. Disruption vuol dire, come si può tradurre disruption in italiano? Di fare qualche rottura, insomma io sono un po' quello che ha portato un po' di rottura in questa situazione. E poi il giorno prima faremo questo workshop dove poi alla fine avremo dei prodotti concreti, come hanno detto precedentemente, e quindi sarà sicuramente un evento, secondo me, tra virgolette, di rottura, perché per fare l'innovazione c'è bisogno di rottura. Posso chiudere con una quote che è di Darwin, che dice che per essere pronti e per sopravvivere al cambiamento non si deve essere il più intelligente né si deve essere il più forte, ma si deve essere quello che è più pronto ad accettare appunto e a vivere il cambiamento. Ad adattarsi. Esattamente. Essere sensibili all'adattamento. Esattamente. Grazie dottoressa Iacovacci e prego dottor Antonello Vedovazzi, prego di venire nella realtà di produttore, così almeno continua a parlare. Grazie a voi, grazie a Nicoletta che mi ha dato proprio l'assist con questa ultima sua citazione, perché appunto il cambiamento per quanto riguarda Fondazione EduLife è apprendimento, per cui noi ci occupiamo di educazione, ci ispiriamo ai valori salesiani e siamo una fondazione che ha pensato di creare un luogo neutro dove sia possibile in qualche modo sperimentare e sviluppare progettualità a fronte di una discontinuità che tutti noi stiamo vivendo e che sta disorientando gli adulti da una parte e sta rendendo sempre più soli i giovani dall'altra. Le tecnologie sicuramente sono un'opportunità, per cui abbiamo creato un luogo che prima di tutto genera delle relazioni, vuole generare delle relazioni fiduciarie, e siamo felici di ospitare venerdì il workshop, e crediamo che se c'è un luogo che appunto genera relazioni fiduciarie, di conseguenza attiverà delle esperienze che noi che ci occupiamo di didattica chiamiamo capacitative, e cioè esperienze che sostanzialmente costruiscono nuove competenze. Le nuove competenze poi di conseguenza possono generare valore umano e professionale, che a quel punto diventa anche mercato del lavoro per i giovani, mercato del business per le imprese che operano sia all'interno dell'ecosistema che fuori. Ecco, questo è un po' il 311. Attualmente ci sono circa 120 specialisti all'interno e abbiamo più o meno la visita e la collaborazione con il mondo dei giovani, circa 2000 giovani l'anno scorso, altrettanti quest'anno, che fanno da noi dall'alternanza scuola-lavoro ai tirocini formativi a quello che noi chiamiamo futuro lavoro, che è proprio una contaminazione tra adulti significativi e giovani. Partecipare a TB Verona e ad ASIMP è stata veramente una fortunatissima opportunità, anche per la relazione umana che è nata, in particolare con Mauro e con la Elisabetta e tutti il loro team, e partecipare con TB Verona e Nicoletta in questa iniziativa altrettanto interessante, perché nell'ambizione, e poi chiudo su invece l'assist che mi ha dato lei, esatto,
nell'ambizione di 311 Verona è quella anche di diventare un hub di attrazione internazionale, di eccellenza nell'ambito dell'innovazione, e dall'altra parte permettere ai giovani di poter scegliere se andare all'estero o se rimanere a Verona. Grazie. Grazie mille, quindi vi ringrazio, scusate ma con i tempi sono andati un po' lunghi, ringrazio moltissimo il vicepresidente della provincia che è intervenuto, il dottor Giuseppe Caldana, quindi ringrazio molto della collaborazione e anche della presenza, che significa sensibilità e attenzione per un fenomeno che appunto vuole essere smart land e quindi coinvolgere anche la provincia. Grazie davvero. Grazie.